Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento del mercoledì e oggi è nostro gradito ospite il dottor Claudio Taboga, che ricordiamo essere endocrinologo, specializzato anche in nefrologia. Tra l'altro ha praticamente ha svolto attività di consulenza sempre per endocrinologia e diabetologia nell'azienda sanitaria numero 3, allora si chiamava sanitaria numero 3 dell'Alto Friuli. Comunque continua a svolgere la sua attività, continua a svolgerla dopo aver fatto per tanti anni il medico ospedaliero. Bene, la ringraziamo per essere qua e grazie a voi per l'invito. Dobbiamo innanzitutto dire quale sarà il tema della trasmissione della puntata di oggi. Oggi parliamo dei benefici dell'attività fisica proprio dal punto di vista endocrino e metabolico. Dottor Taboga, parole difficili effettivamente. Però dobbiamo capire la massa corporea, massa grassa, che cos'è, che cosa non è, che cosa si può fare, messaggi che vanno dati alle persone per mantenersi in linea, per stare bene. Beh, diciamo che l'attività fisica è un farmaco. Sì. Almeno come importanza, come effetti che ci si può attendere dal fatto di praticare un'attività fisica in maniera ordinata, sistematica. E diciamo in ambito endocrino-metabolico, cioè per quel che riguarda in sostanza il metabolismo, cioè tutti i processi di trasformazione che avvengono nell'organismo, sia da un punto di vista dell'energia che da altre sostanze non meno importanti come sono i sali, ad esempio il calcio, eccetera, di cui magari approfondiamo fra un istante. Ecco, diciamo l'attività fisica può dare molto da questo punto di vista. Sicuramente la parte più nota dell'attività fisica, cioè i benefici più noti alle persone, sono quelli legati al consumo di energia che si ottiene attraverso l'attività fisica. Quindi a un certo punto la prevenzione soprattutto dell'aumento di peso oppure la correzione dell'aumento di peso se c'è già, e di tutte le cose che a questo sono collegate, quindi la prevenzione dell'obesità e delle patologie di cui l'obesità si complica, in prima linea, dislipidemie, no? E tutti i disturbi respiratori, disturbi dell'apparato scheletrico. Cioè, quando, tra l'altro lei ha avuto l'abilitazione, no? Per essere primario in nutrizione clinica, sì. In nutrizione clinica, ma anche in diabetologia. In diabetologia, no? Ecco, sì. Appunto, mi sembrava di ricordare. Sì, è quello che ho fatto in ospedale negli ultimi anni, sì. Ecco. Sì. Chiedo scusa, ma dovevo fare questo piccolo inciso. Okay, va bene. Quindi l'effetto dell'attività fisica, diciamo, nella prevenzione e nella cura dell'eccesso di peso e delle sue complicanze, ed ha una potenza pari ai farmaci più potenti che si impiegano di solito in queste occasioni, in queste patologie. Quindi è sicuramente un'attività che non ha effetti collaterali, ecco, ed è però molto efficace e molto potente. Quindi da un punto di vista, questo è da un punto di vista del metabolismo vero e proprio, generale. Dopodiché ci sono anche dei benefici che sono clinici e anche estetici. Ad esempio, uno che fa attività fisica è una persona che va meno incontro alla disposizione del grasso a mela. Quindi, no, mi piace questa definizione. Ecco. Al di là del fatto che la composizione corporea cambia nelle persone che fanno attività fisica perché aumenta la massa magra, quindi la massa muscolare, e si riduce la massa grassa, quindi da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo, cioè come distribuzione del grasso, chi fa attività fisica ha un grasso meno viscerale, quindi meno legato a tutti gli effetti metabolici negativi che sono legati alla distribuzione appunto del grasso viscerale, quello dentro la pancia, che poi si caratterizza per la distribuzione a mela, che è quella maschile classica, che non è quella a pera, che invece è più classicamente femminile. Però si cominciano a vedere anche le donne con a mela. Ecco, nel post-menopausa, diciamo, il beneficio della pera si attenua e diciamo, subentra un po' più, c'è un maggior rischio che la distribuzione del grasso
femminile avvenga anche quello dentro la pancia, però, cioè è un grasso viscerale, non è un grasso di rivestimento, è un grasso che è di contenuto, non di contenitore. Ecco. E che fare per evitare? Anche qui corretta alimentazione, stili di vita, tutte le solite cose. Questo ormai è risaputo, diciamo, la dieta mediterranea, il criterio guida del comportamento, sia da un punto di vista preventivo che curativo. L'attività fisica però fa bene sempre, fa bene a tutte le età, certamente. Oggi bisogna però saperla dosare. Sì, abbiamo un occhio di riguardo anche nell'attività fisica di età che una volta venivano considerate un po', diciamo, in subordine, perché l'anziano era normale che stesse fermo, ad esempio, che fosse messo un po' in disparte. Ecco. Si diceva ai nostri tempi, quando si era bambini, una delle cose impossibili è far correre i bambini, far star fermi i bambini e far correre gli anziani. In realtà oggi il discorso si è un po' invertito, perché col discorso dei videogiochi, delle tecnologie, i bambini stanno fermi. E invece gli anziani tendono a muoversi perché hanno capito che l'attività fisica può essergli di grande aiuto, ma non solo da un punto di vista, diciamo, del metabolismo energetico, che sono le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, ma anche ad esempio dal punto di vista del metabolismo minerale. Fare attività fisica significa prevenire l'osteoporosi, aiutare a correggerla, significa mantenere un tono muscolare adeguato e quindi, diciamo, prevenire il rischio di cadute, che sono le cose poi alla fine che possono incidere sulla qualità della vita dell'anziano e possono esporlo meno al rischio di patologie invalidanti e quindi immobilizzazioni e quant'altro, insomma, che può rappresentare veramente seri problemi di salute per l'anziano. Quindi direi che l'attività fisica è diciamo, uno strumento trasversale di prevenzione e di cura che va bene un po' per tutte le età. Ecco, parliamo proprio anche di dispendio energetico, quindi che cosa fare, che cosa non fare, come muoversi, come non muoversi. Perché bisogna avere un'idea, no? Precisa. Sì. Allora, per la maggior parte... Lei dà delle indicazioni. Chiaramente quando si presenta una persona e le chiede, dottore, posso svolgere attività fisica? Che tipo di attività fisica posso svolgere? Lei chiaramente dà un'idea. Le persone diciamo, con cui io... principalmente a che fare, che sono quelle con problemi appunto o di metabolismo, di diabete, di obesità, eccetera. Ecco, sono persone per le quali il beneficio maggiore deriva dall'attività fisica aerobica, quindi un'attività, diciamo, di durata più che di intensità, no? E quindi che deve avere quindi queste caratteristiche di essere graduale, progressiva, ecco, di una certa durata, di una certa frequenza, anche settimanale, perché diciamo l'attività fisica spot non serve a niente, anzi è dannosa, e quindi diciamo è un'attività fisica che deve entrare nella routine il più possibile della persona, deve diventare negli automatismi. Dopodiché la persona non deve avere la speranza o la presunzione che l'attività fisica, ad esempio, la faccia dimagrire. Ecco, il consumo energetico serve più che altro al mantenimento di un risultato invece ottenuto. Ecco, perché tanti sono convinti che l'attività fisica faccia dimagrire. No. Aiuta a mantenere il peso raggiunto attraverso una restrizione calorica adeguata. Questo deve essere ben chiaro, perché altrimenti aumenta la frustrazione nelle persone. Certo, perché poi ti aumenta la massa muscolare, quindi ti aumenta anche il peso, perché quando vai sulla bilancia... Questo è un altro elemento da tenere in grande considerazione, perché se uno fa un'attività fisica adeguata, la massa muscolare aumenta. Fra l'altro, a parità, il peso del muscolo è maggiore rispetto al peso del grasso, quindi rischia che cambia la composizione corporea, nel senso che aumenta il muscolo e si riduce il grasso, però il peso resta uguale. Ecco, anche di questo va tenuto conto. Quindi, diciamo, e quindi ricorriamo al nutrizionista, quindi io voglio fare attività fisica, voglio dimagrire, mi dica lei che cosa devo fare, perché questa sarà, io penso, una delle richieste più frequenti. Più comuni, Beh, allora si fa un minimo di ricognizione sulle abitudini della persona, sia per quel che riguarda l'alimentazione, sia per quel che riguarda appunto l'attività fisica abituale. Dopodiché si danno delle indicazioni, di solito non molto prescrittive, almeno io non lo faccio perché è un farmaco sotto un certo punto di vista, ma sotto un altro non può essere dosato in maniera troppo, diciamo, categorica. Quindi si danno delle indicazioni di ordine alimentare
in un'ottica, come dicevo prima, mediterranea, dopodiché si dice l'importante è che tu ti muova con regolarità e che tu riesca a fare quello che puoi fare. Ci sono persone che hanno problemi ortopedici, problemi... Ecco, quindi sicuramente va tenuto conto, dopo un esame clinico generale della persona, quale può essere l'attività migliore per quella persona. Sempre in ambito aerobico, cioè di durata più che di intensità. Chiudiamo questa puntata con una piccola curiosità. Le diete a zona funzionano o non funzionano? Perché tante persone anziane che vogliono mantenersi... No? Non è una richiesta interessata questa, no? No? Allora, potrebbe. Allora, la dieta a zona non è che sia l'uovo di Colombo, nel senso che è una dieta a contenuto di carboidrati leggermente ridotta rispetto a quello che è la raccomandazione della dieta mediterranea. Ogni volta che si riduce un po' i carboidrati si riduce lo stimolo alla produzione di insulina e sicuramente all'inizio un tipo di alimentazione del genere è più gratificante in termini di calo di peso. Nel lungo termine conta l'apporto calorico complessivo e quindi un discorso quantitativo oltre che qualitativo. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con il dottor Claudio Taboga. Non posso fare altro che ringraziarla e dare appuntamento ai telespettatori per avere appunto a nostra disposizione un esperto che dia consigli. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Invece domani la parola spetta al nostro allenatore. Domani si fa movimento. Arrivederci.